Scarsità di materie prime e costo del latte aggiornato a 30 anni prima sono le due questioni dolenti nel piatto, comunque gustosissimo, di Caseus, rassegna dedicata al settore lattiero caseario e all'agroalimentare più in generale, andata in scena alla sua 17ª edizione nel sempre incantevole scenario di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, Alta Padovana. Sono 30 anni che il latte ha lo stesso prezzo, quindi gli allevatori naturalmente sono in difficoltà. Ci stiamo ammodernando, stiamo mettendo a posto le aziende, cerchiamo di risparmiare il massimo, ma non è semplice affrontare il momento di mercato. Noi abbiamo sempre l'opinione che le materie, i prodotti caseari dovrebbero valere quel po' di più in maniera di poter remunerare qualcosa di più anche agli allevatori. Purtroppo la grande distribuzione non è che ci sta dando una mano, ci sono poche catene che effettivamente capiscono la qualità, capiscono gli sforzi che stiamo facendo per riuscire a dare al consumatore un prodotto salubre e gustoso allo stesso tempo. Su un caseificio dove producono grana il latte viene controllato su tutti gli allevamenti tutte le mattine, quindi la sicurezza alimentare che danno i nostri prodotti DOP è qualcosa di incredibile. Il gusto lo conosce il mondo, quindi penso che sia giusto almeno che gli allevatori possano vivere per riuscire a fare impresa con il prodotto latte. Il nostro problema che in questo momento dobbiamo affrontare è veramente l'aumento delle materie prime e speriamo che non ci sia anche carenza di materie prime. Il mais in maniera particolare, no, che è un alimento principale per i nostri animali, sia come mais eroso ma naturalmente come granella e come energia per i nostri animali, insieme alla soia che è naturalmente la proteina, no, ci sta mettendo veramente a prova i nostri allevamenti. La cosa che mi dispiacerebbe nel prossimo futuro è che la grande distribuzione non capisca che c'è bisogno di aumentare i prezzi e che dovrebbero andare, io ho discusso anche questa mattina con altri produttori anche privati, che devono andare tutti al produttore, no, in questo momento, perché se per caso i produttori cominciano a chiudere, non è che domani mattina riaprono, quando uno chiude non riaprirà più e lì è il problema che ci troveremo fra qualche anno con carenza di materia prima di latte. La congiuntura ha portato o per speculazione o per mancanza a un forte aumento dei prezzi delle materie prime nelle nostre stalle, si parla di oltre un 30%, mentre il prezzo del latte è rimasto invariato o è addirittura calato, causa che il Covid non è più la stessa situazione dell'anno scorso. Quindi questo sta mettendo in serie difficoltà il nostro settore. Il mercato è sempre fatto da domanda e offerta, purtroppo c'è per paradosso troppo latte sul mercato, di conseguenza i prezzi, un calo dei consumi e di conseguenza i prezzi crollano. Noi lavoriamo non tantissimo latte, però lavoriamo perché vogliamo piccoli quantitativi per avere una grande qualità. Questa è la nostra forza, questo è il nostro obiettivo, qualità e genuinità del prodotto, soprattutto il sorriso e l'apprezzamento dei nostri clienti. Credo sia il premio più importante che noi si possa vedere, che poi tra l'altro è stato onorato oggi con la medaglia d'oro del Verde Roncade. Il Veneto è per noi oggi il nostro secondo mercato più importante, subito dopo quello lombardo, che è quello proprio di casa, diciamo. Perché Maniva in un discorso come questo a Villa Contarini? Io credo che sia principalmente perché, come dire, questa manifestazione vuole valorizzare il buono, il bello, il gusto, proprio, cioè, diciamo, ciò che di buono può offrire il Veneto, il meglio che può offrire il Veneto. E come dire, noi cerchiamo nel nostro piccolo di offrire il meglio che possiamo nell'acqua, perché Maniva comunque è un prodotto di qualità e che ha tante caratteristiche proprio che la rendono un'acqua unica e particolare.